Sono Domenico Cubeddu, faccio il ceramista, ho il mio laboratorio a Seneghe, le cose che produco sono degli oggetti d'arredamento, delle piccole sculture che io ho creato rifacendomi un po' al nostro essere. Ho iniziato una ventina d'anni fa. Forse un po' così anche un po' per gioco anche, perché io ho fatto l'istituto d'arte, la ceramica mi è sempre rimasta dentro. Il mondo dell'artigianato mi ha sempre affascinato, io ho sempre cercato di rimanere vicino alla materia e quindi mi sono attrezzato, sono comprato un forno, un po' di tornielli e un po' ho provato, ho fatto un po' di stampi, ho fatto la ricerca come si fanno gli stampi e poi subito dopo mi sono studiato, ho cercato di farmi una linea, di non cercare di fare una cosa che fosse il mio più personale possibile, che non fosse a imitazione di altri. E qui tuttora continuo in questa ricerca perché ogni oggetto ha mille possibilità. L'artigiano è un uomo molto fortunato, fortunatissimo, anche molto sfigato comunque. È molto fortunato perché lui crea, il suo lavoro se lo inventa, non glielo inventano altri. Lo determina lui il suo lavoro, la sua abilità, la sua voglia di ricerca. Fortunata perché l'artigiano dovrebbe essere messo in una posizione più consona alla sua creatività, alle sue potenzialità, perché poi tutto nasce dal mondo artigiano, tutte le cose nascono dalle botteghe artigiane.